L'ultima volta ho iniziato con un articolo della regola, anche questa volta inizio così perché mi pare giusto dare un tono a questo nostro incontro. Quali fratelli e sorelle della penitenza, in virtù della loro vocazione, sospinti dalla dinamica del Vangelo, conformino il loro modo di pensare e di agire a quello di Cristo, mediante un radicale mutamento interiore che lo stesso Vangelo designa con il nome di conversione, la quale, per la umana fragilità, deve essere attuata ogni giorno. Ecco, l'augurio di una buona giornata vuole essere anche l'augurio di capire come oggi il Signore ci dice di fare il passo verso la conversione. Grazie a Fra Gianni per... Ben ritrovati sorelle e fratelli. Mi sembra che l'altro ieri ci siamo ritrovati qui assieme numerosi. Oggi ci aiuta a restare un po' attenti, perlomeno nel senso di svegli. La temperatura, mi pare, io quest'inverno arrivare a -5 non mi era mai successo, mi pare che siano questi gradi fuori. Soprattutto perché siamo passati con frate Andrea e frate Stefano, che eravamo ad Assisi la settimana trascorsa, a +18. Quindi se facciamo la somma da -5 a +18 mi pare che siano ben 23 gradi, vero? Di differenza, quasi la primavera. Ok, la seconda tappa quindi vuol dire che c'è stata una prima tappa l'altra volta, così tanto per fare un piccolo collegamento e non dire che parliamo d'altro, ma che stiamo percorrendo una stessa strada, lo stesso sentiero. Ricordo in maniera proprio brevissima la conclusione di tutto quello che abbiamo vissuto, la sintesi l'altra volta. La fede, la vita di fede di ogni credente parte dall'incontro con la persona viva di Gesù Cristo. La fede, dicevamo, non è un credere in qualcosa. Fede non è pure vivere la religione, anzi, non di rado c'è una sorta di tensione fra la religione e la fede. Vediamo come Gesù stesso a volte mette il dito nella piaga. Le persone religiose a volte non hanno fede o fanno fatica ad avere fede. Fede non è compiere delle opere buone, fare del volontariato. Fede non è neppure servire e basta. Fede non è fare penitenza e fioretti per Gesù Cristo, no. La fede parte e si mantiene, parte da Gesù e si mantiene in questo legame saldo su Gesù. È Lui, che dice la lettera agli Ebrei, il perfezionatore della nostra fede, come dire che noi non possiamo crescere nella fede staccandoci da Gesù. Voi mi dite, ma queste cose le sappiamo da sempre. Sì, le sappiamo da sempre, però quando impattiamo con la realtà dei fatti ci accorgiamo, dicevamo sempre l'altra volta, che ci sono tantissimi cristiani senza Cristo, cristiani che fanno un riferimento a Gesù, ma non appartengono a Gesù, perché vedete l'esistenza cristiana non è credere in un riferimento vago a Gesù, ma appartenere a Gesù, accorgersi con una sorta di tremore che siamo stati comprati a caro prezzo da Gesù, che siamo stati redenti, salvati, liberati. Ma è ancora poco credere questo se non riusciamo a identificare nella nostra vita quegli eventi che contraddistinguono questa nostra salvezza, liberazione, gioia che noi riscopriamo nel Signore Gesù Cristo. Ecco dunque che la fede non è mai generica, è molto situata e contestualizzata e specifica. Diciamo che come il DNA è unico per ciascuno di noi, le impronte digitali sono uniche, anche la fede, il modo di credere è unico.
non c'è nessun altro che crederà come noi, anche se siamo, ripeto, dentro una tradizione dei segnali comuni che ci contraddistinguono, che ci mettono pure assieme. Bene. Tanto per essere un po', come dire, più preciso, mi colpì sempre questo riferimento personale alla persona di Gesù, la morte di Papa Benedetto, Papa Ratzinger, vero? Che tutti dicono il grande teologo, quello che sorrideva poco, quello che tedescone, vero? E si dice tutto in questo modo. Bene, come è morto Papa Ratzinger? Le ultime parole le conoscete tutte, vero? Le ultimissime parole prima di spirare il 31 dicembre del 2022 nella casa Mater Ecclesiae Vaticano. Le parole di Papa Benedetto furono: Signore, ti amo. E non è stato, come dire, l'ultimo palcoscenico in cui ha voluto dare un messaggio, no. Era la verità di un'intera vita di Papa Benedetto. Signore, ti amo. È incredibile che venga detta a pochi passi dalla tomba di quell'apostolo che sulle rive del lago di Tiberiade si è ritrovato a dire ancora una volta a Gesù, che voleva il suo bene, il suo amore: Signore, tu sei tutto, tu sai che anch'io ti voglio bene, ti amo. E sempre questo Papa Benedetto inizia quella bellissima enciclica chiamata Deus Caritas Est, che tutti voi immagino avrete avuto modo di conoscere, con queste parole: all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Ecco dunque, l'essere cristiani, l'essere francescani, vuol dire riconoscere e vivere in questo legame strettissimo che non è solo un ricordo nel passato, ma un presente continuamente presente della persona di Gesù, della nostra esistenza. E qui ci inseriamo noi oggi. Prendiamo come punto di partenza, di riferimento e di cammino un passo del Vangelo di Gesù, che uno di quei passi che vengono etichettati come radicali. Cioè Gesù mette delle condizioni molto chiare per poter essere suoi discepoli, per seguirlo. Come dire, fuori di queste condizioni non è possibile. Attenzione, non impone, difatti comincerà: se qualcuno vuole, fa appello sempre alla libertà. Ecco il passo. Ci troviamo nel Vangelo di Luca, il capitolo 9, dei versetti 23-26. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. Questo è il passo del Vangelo. Attenti, lo prendiamo come riferimento da questo momento via via nelle tappe che ancora ci mancano.
In questa nostra tappa, oggi, in questo incontro, cominceremo ad entrare, a mettere i piedi dentro alla prima richiesta di Gesù, perché non possiamo prenderle tutte di colpo e vederle. Le richieste sono rinnegare se stessi, poi c'è prendere la croce ogni giorno e seguirlo. 3 richieste. Noi oggi ci fermeremo su rinnegare se stessi, prendere la croce e seguire Gesù. E saranno tappe successive, cioè avremo l'occasione di poterle vivere, fare. Se uno vuol venire dietro di me, cioè se uno vuol prendere sul serio la propria fede, se uno non vuole essere francescano per tradizione, ma proprio per vocazione, se uno faccia questo, rinneghi se stesso. Vi dico fin da adesso che il tema possiamo liquidarlo in 4 e 4-8, perché potremmo dire: uno, smetta di essere egoista, ok? Ed è finita. Se non che questo essere egoisti ha una quantità di sfumature incredibili. E allora è bene che ci rendiamo conto, scusate, ebbene ci fa bene renderci conto di alcune sfumature di questo essere egoisti e che cosa di fatto Gesù sta chiedendo, che cosa implica per un uomo, per una donna, ieri come oggi, rinnegare, rinunciare a se stessi. Va detto fin da adesso. Prima Stefano diceva: una giornata bellissima, sì, il sole è fuori, freddo, il tema forse non è proprio il top 10 del gradimento, rinnegare se stessi, perché vedete, avete presente dove Gesù, nella lunga catechesi che segue le beatitudini, nel lungo discorso della montagna, approfondisce i diversi temi delle beatitudini, ok? Ecco, tutto quel lungo discorso, quella lunga catechesi di Gesù è costellata da: vi è stato detto, ma io vi dico. Fino a ora avete fatto così, ma d'ora in poi sarà colà. Quindi seguire Gesù, voglia o non voglia, è un ma che, se non è avversativo, perlomeno va oltre quello che noi ci limitiamo a fare. A volte è marcatamente avversativo, cioè va verso un'altra direzione, sia chiaro. Questo qui lo vedremo con più calma se avremo tempo in altri contesti. Ma perché cito questo brano? Perché fin da questa prima richiesta ci troviamo in contrasto con un'altra affermazione, un altro modo di narrare la vita, cioè: tu hai il diritto di realizzarti, va dove ti porta il cuore, leggiamola in maniera positiva, fai quello che ti senti, fai quello che ti senti che ti fa felice, e avanti di questo passo, fa quello che provi dentro. Che cos'è questo? È il modo comune, diffusissimo di pensare della realtà in cui noi viviamo. È il nostro modo di pensare, non degli altri. È il modo con cui i genitori educano i figli alla fine. Che cos'è? È il modo, quando sei in crisi, con cui, non dico tutti i terapeuti, ma più di qualche counselor ti dice: cerca la tua felicità. Se tua moglie è una palla al piede, lasciala, scusa tanto, cerca la tua felicità. Ecco che ci siamo. Questo
è quello che ci viene detto, tramandato e chiesto e imposto come diritto sacrosanto. Gesù invece comincia dicendo il contrario. Vai contro te stesso, vai contro te stessa, rinnega te stesso, di no a te stesso. Orca la miseria, ma com'è possibile? Mi viene a dire ragazzi e ragazze, vabbè, un po' meno. Com'è possibile, amici, questo? Ma se Gesù porta un Vangelo, una bella notizia, tutti dicono che Gesù ci vuole felici e continuiamo a dirlo nella predicazione, cominciamo a dirlo tutti. Papa Francesco dice guai ai cristiani dal muso triste, muso duro, e avanti. Ma qui, come fa uno a essere felice morendo, distruggendosi? Vedete, vi dico fin da adesso, che Gesù non è contro il nostro desiderio di realizzazione, sia chiaro. Ci indica la vera strada della realizzazione. Realizzarsi. Io preferisco, peraltro, un altro verbo che è meno ambiguo rispetto a quello che usiamo oggi. Lo trovo più biblico. Compiersi. Perché noi siamo incompleti. Siamo in una strada di un processo, di un cammino che ci porta a crescere, a diventare di più, ad andare oltre quello che noi già siamo, perché possiamo davvero diventare migliori, possiamo diventare più buoni, possiamo diventare più santi, possiamo osare diventare ancora migliori di San Francesco d'Assisi. Impossibile. Gesù Cristo ha detto ai discepoli, voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io andando avanti. Quindi va da sé. Ecco una strada alternativa, un'altra direzione. Allora noi possiamo capire che però questa direzione la capiamo non solo se la capiremo razionalmente, perché funziona secondo un'altra logica, potrei dire la logica della realtà, quella dei fatti, quella che verifichiamo, lo vedremo fra poco. Però possiamo anche dire che è possibile comprendere e capire questa richiesta, come quelle che seguiranno, che sono collegate a questa, solamente se rimaniamo nella sfera di Gesù, il cappello di questo nostro discorso. Se siamo legati a Lui, esempio da confessionale. Un giovane arriva, si confessa e poi dice: lo dico perché mi dicono che la Chiesa dice che è peccato. Ma io e la mia ragazza abbiamo dei rapporti fidanzati. Quelli che ancora lo vengono a dire, sia chiaro, perché la maggior parte anche dei cristiani ha deciso che questo non è peccato, tanto per dire, vabbè. E io dico, la Chiesa lo dice. Un altro arriva e mi dice: senta padre, io e la mia ragazza qualche volta abbiamo dei rapporti, ma vorrei riuscire a capire perché Gesù, la Chiesa o Gesù Cristo chiedono di vivere l'amore in una maniera alternativa rispetto al senso comune. Sono due modi differenti. La Chiesa dice, comandamento, io vi confesso, ma non sono convinto, tanto tornerò a confessarmi altre volte. Vorrei riuscire a capire perché Gesù chiede di vivere l'amore così. Si mette sulla scia di una comprensione dove il legame è Gesù Cristo e la sua persona, non è un comandamento. Capite la differenza? Ma qui trova la libertà e riuscirà a comprendere, a capire e a vedere che non c'è l'amarezza del non fare sesso, ma la dolcezza di vivere la sessualità in una dimensione trascendente, che non è quella che elimina la carne, ma quella che la vive in una maniera
ancora più bella, più grande l'esaltazione. Quindi con Gesù, nella sfera di Gesù, oppure nella sfera semplicemente dei precetti, dei comandamenti. Andare a messa perché cerchiamo un legame, la comunione con Gesù, con i fratelli, andare a messa perché è un precetto, confessarmi perché è un precetto, o perché lì sono in comunione sacramentale con Gesù Cristo. Cambia tutto. Dunque, rinnegare se stessi. Da qualsiasi parte la mettiamo, questo rinnegamento per noi è duro, è ostico. Anzi, io vi richiamo parto da un passo del Vangelo in cui Gesù si trova di fronte a un indemoniato. Ad un certo punto, quando Gesù sta compiendo l'esorcismo, questo demonio parla attraverso la persona di questo poveraccio che è posseduto e che cosa dice? Io so chi tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Attenzione, fa una professione di fede sacrosanta. Sei venuto a rovinarci, eccola qua. Gesù, con queste richieste, sei venuto tu a rovinarci, perché noi abbiamo la sensazione, molto spesso, che essere cristiani sia una sorta di rovina, una castrazione, una limitazione fuori dai denti. Chi non gli è mai capitato di pensare in qualche circostanza, caspita, se non fossi cristiano potrei fare questo e questo, sarei più libera di comportarmi così, avrei meno inibizioni. Mai pensato? Beh, se non avete mai pensato siete brave e bravi, ok? Però penso che sia difficile non averlo pensato. I giovani non hanno problemi a dirtelo questa cosa qui, vero? Se non fossi cristiano potrei di più. Quindi Gesù è venuto a limitarci. Ma siamo dentro quell'antico subdolo inganno del serpente tentatore delle origini. Ecco qua, il Signore non vuole che tu sia felice, perlomeno la pienezza della felicità. Ti dà la gioia e la felicità con il misurino, con il contagocce. Lui solo è più di te. Quindi Gesù ti chiede di rinnegare te stesso perché non vuole che tu sia come Dio. Poco da fare. Ecco dunque che ci troviamo dentro questa sensazione. Ma questo è il nostro punto di partenza. Noi nasciamo con questa sorta di egoismo innato. La prova, quasi tutti voi avete dei figli, avete dei nipoti, vero? Mio, dai al tuo fratello, no, mio. E si picchiano anche quando uno si prende la roba. Mio, io. Il primo dramma per il primogenito qual è? Quando viene sperando, secondo la secondagenita, lui non è più lui, io al centro dell'amore della mamma, del papà. C'è un altro di cui si occupano, caspitina, vero? Il dramma. Nasciamo con questo qui. Il fatto di essere noi stessi pensando solamente a noi stessi, occupandoci in maniera ossessiva di noi stessi. Calco le tinte, ma perché in realtà è quello che noi stiamo vivendo. Capite che stiamo parlando di un modo di esistere che in qualche modo ci preclude. È un modo di stare al mondo partendo da noi stessi, un nuovo sistema solare. Io sono il Sole, il centro, tutti gli altri devono gravitare attorno a me. Ecco che viene chiamato questo egoismo egocentrismo, viene chiamato anche narcisismo, fissazione su sé, chiamatela come volete,
va benissimo anche alla vecchia maniera egoismo, perché questo è. Un altro esempio del modo attuale di declinare questo pensiero egocentrico partendo da me. La libertà che cos'è? Poter fare qualsiasi cosa con l'unico limite, basta che io non faccia del male all'altro. Bel modo di dire la libertà questa. Però per il resto posso fare qualsiasi cosa, trovando le scappatoie per ferire meno le altre persone. Un grande filosofo romanziere francese, che sa che non avete letto niente di lui, perlomeno l'avrete sentito nominare, filosofo, romanziere, drammaturgo, critico letterario, Marie Christine, che nella Francia lo conoscerà, Jean-Paul Sartre, vero? Ok? Arrivò un giorno a dire: dove nasce Dio, muore l'uomo. Un'affermazione tremenda. Dove nasce Dio, muore l'uomo. È vero? Oppure noi possiamo oggi ridire in maniera capovolta questa affermazione. Ricordatevi che alla fine di questo incontro la diremo in un altro modo ancora. Cioè, dove muore Dio, muore anche l'uomo. Dove Dio viene dichiarato morto, l'uomo diventa meno uomo, meno persona, meno uomo, meno donna. Questa è la realtà. Dove c'è Dio, c'è più uomo, c'è più donna. È questo che viene a dirci Gesù, il suo Vangelo. E comprenderemo dunque questa prima richiesta: rinnega te stesso, qui dentro. Se Dio volesse rinnegarci, ecco, pensate che questo discorso del rinnegamento è molto ampio nel Vangelo. Qui Gesù chiede di rinnegare se stessi, però c'è un apostolo che rinnegherà sì. Chi è che rinnega? Pietro rinnega Gesù. Guarda caso, rinnegando Gesù perde se stesso. Chi mi rinnegherà davanti agli uomini? Ecco che appare. Ecco, c'è una sorta di legge matematica. L'uomo che vuole affermare se stesso perde Gesù. Nel momento in cui perde se stesso guadagna Gesù e guadagna il regno. Questa è come funziona la logica del Vangelo. Dunque, il nostro io è un io, non mettetevi a ridere, però rende l'idea, obeso, ipertrofico. La parola ipertrofico forse tutti non la capiscono, ma obeso tutti la possono capire, vero? Un io gonfio, sovrappeso, e noi tutti soffriamo di questa obesità. Una mamma l'anno scorso, al termine di un incontro, venne a parlarmi e tra le altre cose disse: per mia figlia, sposata madre, prima di tutto c'è io, parole testuali, prima del marito, prima dei figli c'è io. Affermazione di una mamma. Oggi si parla di individualismo, di egocentrismo, di narcisismo, vi dicevo, ok? Attenzione che stiamo mettendo il dito su una piaga che non è solo del cristiano, ed è già grave, ma è una piaga dei francescani, che per definizione dovrebbero vivere in fraternità la comunione. Qui stiamo parlando della dissoluzione della comunione, della fraternità. Allora, gli aspetti più estremi di questo egocentrismo, individualismo, narcisismo, egoismo, quello che volete, li conosciamo e noi ci teniamo alla larga perché tutto sommato siamo bravi. Attenzione che ci sono dei modi più subdoli e
non meno brutti di essere egoisti o egocentrici. Come soffro io, non soffre nessuno. Come sto male io, nessuno sta così male. Oh, la vita che ho avuto io, nessuno l'ha mai avuta così dura. La famiglia che ho avuto io, mamma mia, il marito che mi è toccato, caspita che roba. Gli altri sì, tutti hanno dei problemi, lo sappiamo molto bene, ma quelli che ho avuto io invece, qui siamo come le colline di Asolo e l'Himalaya. Ecco, le sofferenze in centro di questa persona sono K2, Everest o altro. Tutti gli altri, robetta. Persone concentrate su di sé. Ma queste persone non sono i non cristiani. Le avete mai incontrate persone così? O meglio, facciamoci una domanda, ci è mai capitato di pensare così? Meglio ancora, vero? La realtà qual è? La realtà è quella che io vivo in questo io gonfio magari di dolore, di sofferenza, che io gonfio ancora di più, ma perdo il contatto con la realtà vera. Quale realtà? Quella delle persone che mi vivono accanto, di mio marito, di mia moglie, dei miei fratelli, dei miei compagni di lavoro, colleghi, dei miei amici. Ecco dunque che possiamo immaginare questa richiesta di Gesù, capite, come una sorta di nuovo esodo. Qual è l'esodo? Uscire dall'Egitto per entrare nella terra promessa. In Egitto chi è che governava? Il faraone. La terra promessa è quella data dal Signore. Uscire dall'Egitto dove governa l'ego, il faraone che è l'ego, per arrivare ad una nuova terra promessa dove il Signore è il nostro Gesù Cristo, è il nostro Dio. Gesù quindi ci conduce attraverso questo nuovo esodo. Ma andiamo a sentire Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi era ammalato di un io super obeso, ma lo sappiamo molto bene. C'era lui il centro del mondo, lui era l'universo. Prendete la parola universo, universo, direzione verso di noi, ok? Come si esprimeva questo? Io voglio diventare, io voglio apparire, io voglio essere più. Un io che vuole affermarsi sopra le righe, sopra gli altri. Eppure sappiamo molto bene come Francesco trovò la vera vita verso un'altra direzione. Sappiamo molto bene come la ricerca sfrenata di soddisfare le pulsioni, i propri desideri, sia fallita miseramente, l'abbia portato ad una grande delusione, e invece la gloria e la fama l'abbia trovata in un'altra strada, quella dove l'ha condotta il Signore Gesù. Ma Gesù l'ha portato attraverso una terapia che implicava il rinnegamento di sé, uno snellimento di un Dio, di un io obeso, una nuova cura demagrante. Però detto così significa bravo Francesco. Vediamo come funziona. Proprio quando cominciava a intuire che aveva qualche problemino, che cosa fa Francesco? Allora, l'io obeso di Francesco appariva all'esterno come la ricerca dell'immagine, una faccia bella, l'apparire davanti a tutti, bene, riconoscimento.
ci sono almeno due fatti. Si reca in pellegrinaggio a Roma, vero? E lì, fuori da San Pietro, scambia i propri abiti con gli stracci di un mendicante e si mette a chiedere l'elemosina e a condividere il cibo con quei mendicanti. Lo fa, attenzione, lontano da casa, per non perdere la faccia, ovviamente. Lì nessuno sa chi è, quindi può provare, fa la prova. La cosa evidentemente ha funzionato e lo ripeterà a casa sua. Non avrà problemi a perdere la faccia in piazza quando si spoglierà nudo davanti al vescovo, ma davanti anche a tutti i cittadini, suo padre, ma anche e soprattutto quando si reca a chiedere l'elemosina non più a Roma, ma fra la sua gente. Ecco, si racconta Tommaso da Celano, il suo primo biografo, che stava chiedendo l'elemosina per l'olio di San Damiano. Sta per andare, arca la miseria, cambia strada e dopo dice no, codardo, pauroso, ritorna sulla propria strada. Perché? Che cosa aveva visto? Aveva visto che lì dove stava andando c'erano i suoi amici di un tempo. E la vergogna, che ti pare? Ero il capo di tutto e adesso che faccia vado lì? No, torna indietro e va a chiedere l'elemosina proprio a loro. Capite che questa strategia, questa terapia, chiamiamola così, visto che abbiamo parlato di una malattia, questa strategia è incredibilmente efficace nell'agire sull'ego profondo di Francesco. Perché? L'immagine, la faccia che noi portiamo all'esterno, che altro è se non il riflesso, la fotografia di quanto grandi vogliamo essere dentro? Chi di noi vuol perdere la faccia? Beppi non ha problemi a perdere la faccia, vero? Assolutamente no. Nessuno di noi vuol perdere la faccia, dobbiamo sempre presentarci all'altezza, rispettabili e buoni. Eppure Francesco qui per sé e poi successivamente come stile educativo lo chiederà anche a tutti i suoi frati. Ti vergogni? La vergogna non è l'ultima parola. Per mettere mano al tuo ego ferito, segnato, non temere di perdere la faccia. Allora, questa è una lettura, una prospettiva. L'altro giorno mi è venuto in mente un'altra prospettiva, più positiva. Perché perdere la faccia? Perché io mi sto presentando con un volto nuovo, una faccia nuova. Sto riflettendo il volto di Gesù Cristo. Sto riflettendo un nuovo modo di esistere, di vivere, dove queste cose non sono più importanti, decisive. I miei criteri sono altri, sono quelli del Vangelo, sono quelli di Gesù. Ecco, rinnegare te stesso per poter seguire Gesù. Ci siamo fin qui, non vi stiate perdendo, vero? Allora, io adesso vado avanti veloce, sapendo che comunque avrete gli appunti e tante altre cose molto interessanti per riflettere, ve le leggerete con calma attraverso gli appunti. Qui mi preme, come dire, creare lo scheletro, l'ossatura, le tappe attraverso cui voi con calma approfondirete individualmente e magari, visto che siamo francescani, in maniera più profonda in fraternità. Noi a livello umano, quando esaltiamo il nostro io, possiamo diventare o arroganti e facciamo vittime. Le vittime che sono gli altri che ci vivi accanto. O diventiamo vittime noi stessi. Com'è possibile?
quando il nostro io ci delude, andiamo in depressione, siamo frustrati, non siamo come vorremmo essere, non siamo all'altezza. C'è qui una sorella carissima che ogni tanto cade in questo pensiero maligno: se fossi differente riuscirei ad essere una francescana migliore, una cristiana migliore. E il suo rammarico è di non essere differente. Ma penso un po' tu. Ma io gli ho detto, e lo ripeto qui a voi, se il Signore ti voleva differente, ti faceva differente, poche storie da fare. Con quello che sei, con quello che tu sei adesso, questo cammina e comincia a ricostruirti, a costruire tutto il buono che il Signore vuole portare a compimento in te. Quindi o facciamo vittime o diventiamo vittime. Però non siamo delle vittime docili quando lo diventiamo, cerchiamo sempre in qualche modo di rivalerci, per cui ci sono di quei giri allucinanti anche in fraternità di queste cose che non vi dico. Tanto più uno si sente vittima, tanto più uno diventa permaloso, gli dici una parolina, pom, scoppia il mondo, ok? Tanto più uno è convinto di non avere potere, tanto più quando viene fatto ministro di fraternità crede di avere il potere infuso. Oh, finalmente posso essere gonfio di me stesso, di me stessa, perché mi è stato dato il potere dello Spirito Santo e quando io parlo dico la verità e porto la fraternità nel verso giusto. Ma sgonfiati, Signore Dio, sei una mongolfiera pieno di te stesso. Non esiste. Neanche Pietro, che è stato messo da Gesù a capo della Chiesa, è stato immune dagli sbagli e dagli errori. Ricordate quanto discussioni accese fra l'Apostolo Paolo e Pietro, vero? Sul fatto di andare o meno a predicare ai pagani. Alla fine ha avuto ragione Paolo e Pietro ha ammesso: è vero, è così, è così. Quindi non esiste un ministero, un servizio che sia dotato intrinsecamente di potere e di infallibilità dentro di noi, in fraternità. Non c'è. Non so se con questo porto dispiacere a qualcuno che era convinto, ma se questa persona si dispiace, almeno saranno contenti coloro che vivono nella fraternità. Pietro: io darò la mia vita per te. Gesù, tu non mi laverai mai i piedi. Che belle affermazioni, perché Pietro mette al centro Gesù. Un accidente, perché l'ego di Pietro era molto astuto e furbo. Capiva che se Gesù perdeva la vita finiva male anche Pietro, perché aveva tutte le sue attese, i suoi pensieri su Gesù Cristo. Ma se Gesù lava i piedi, ma che razza di ridere è che tirava i piedi? La miseria. Perché Pietro pensava a sua volta di farseli lavare dagli altri piedi, ma non da Gesù. Cos'è? Non affermazioni di un io generoso, ma di un io che vuole salvare se stesso. Allora, occorre, visto che giustamente Sergio prima ha citato un articolo interessantissimo e bello della Regola, convertirsi, entrare in un percorso di conversione che qui leggiamo come la parabola, il declino del nostro ego. Qui adesso vi chiedo un po' di pazienza e apro una piccola parentesi così ci capiamo. Di solito questa parentesi la utilizzo per parlare quando si parla di cuore nella spiritualità, ma qui va benissimo invece per spiegare che cosa intendiamo quando parliamo di io e di ego. Non voglio darlo per scontato, sia chiaro? Bene.
Questa parentesi, che in realtà non è, ma fa parte integrante del nostro incontro, è una parentesi di antropologia cristiana. Cancellate la parola e adesso capite subito, cioè come siamo fatti secondo la sana e buona tradizione della Bibbia. Perché ci sono tanti modi di descrivere e di immaginare l'uomo, come ci sono tante scuole psicologiche, psichiatre, ognuno immagina l'uomo come è fatto e ognuno agisce di conseguenza. L'uomo è fatto di ciccia, carne, andiamo dalla parte più evidente, vero? Corpo, la corporeità. L'uomo è fatto di interiorità, psiche, ok? La parte psichica di noi stessi. Ecco qua, tutta l'interiorità. Finita lì, perlomeno per quanto riguarda la visione occidentale che ne abbiamo noi. Pam pam, sorpresa! Non è finita qui. Secondo la Bibbia c'è un'altra componente, visto che parliamo di profondità, ancora più profonda. Che componente? Lo spirito. Qui c'è da discutere spirito S minuscola o spirito S maiuscola. I padri della Chiesa a un certo punto non fanno più differenza. C'è lo spirito, cioè quella parte umana, spirituale che è in noi, che non è la psiche, sia chiaro, che quando è abitata dallo spirito S maiuscola del Signore diventa un tutt'uno. Perché vi dico questo? L'ego, scriviamo così, quindi alcune collochiamo in questa visione quello che un po' la psicologia ci dice. L'ego, Dio, è la voce della parte psichica. Però nella psiche che cosa c'è? C'è la nostra storia, la nostra capacità di risuonare tutto quello che abbiamo vissuto, come l'abbiamo rielaborato. C'è la nostra tendenza, i nostri istinti. C'è tutto questo mondo ricchissimo. Ci sono anche i sotterranei dove noi andiamo a seppellire le cose che non sono andate e avanti di questo passo, chiamalo inconscio. Comunque tutto lì dentro. E l'ego raccoglie tutto. Capite che ha bel motivo di essere gonfio questo ego, perché più vivi, più roba ci butti lì dentro. Ok? L'io è ancora più sotto. L'io è guardare il mondo, sentire il mondo, l'ascoltare tutto, partendo da questa parte più profonda che non è neppure l'anima. Immaginate quella sorta di stanza interiore, chiamatela così, a volte Gesù mi pare quando dice entrate nella vostra stanza e chiudete a chiave, quella stanza dove noi fate un lavoro di immaginazione, togliete tutto, ci siete solo voi, tutte le inibizioni, tutto quello, i condizionamenti, la vostra storia, per quanto sia importante, ad un certo punto ci siete voi lì dentro. E se c'è lo Spirito, voi con Gesù. E da questo punto in poi voi potete dare un'impronta alla vostra vita. Dico impronta perché i cristiani credono che qui dentro noi riceviamo un nuovo imprinting, una nuova forma, un timbro che ci porta davvero ad essere più della somma della nostra storia, dei nostri condizionamenti. Dunque questa parte profonda che vi sto descrivendo non rimane lì isolata, non ci dice Gesù rinnega te stesso, cioè fai piazza pulita del tuo ego, la parte psichica. No.
questa parte profonda è talmente potente che sale al piano superiore ed è capace di agire in modo efficace sulla psiche. Ecco allora che dal profondo tu cominci a ripercepire e a rivedere in maniera completamente differente i tuoi ricordi, le tue memorie. Le persone che ti avevano offeso le vedi in un'altra maniera. Cominci a capire come certe dinamiche, certe logiche siano intrinsecamente distruttive e la guarigione, la vita piena, quella vera, va verso un'altra direzione. Quindi l'io profondo guarisce, Gesù medico, terapizza, vogliamo dire, tutta questa parte, finché raggiunge anche il corpo, la parte più esterna. Ed ecco allora che diventa agire, diventa camminare. In questo io profondo convergono la mia intenzionalità, la mente, la volontà, le mie decisioni. Qui mi fermo, non vado oltre, comunque delle spiegazioni le troverete negli appunti. Ecco dunque che quando noi cominciamo a parlare di io, ego, di rinnegare se stessi, cominciamo anche a figurarci una sorta di itinerario interiore che va riplasmato, rieducato. Che bello questo verbo riplasmare! Non siamo mai troppo vecchi avanti degli anni da poter cambiare ancora un poco. Sto ridicendo in un altro modo una frase di Seneca che diceva: nessuno è tanto vecchio da non sperare in un giorno ancora. Nessuno è così avanti negli anni, è tanto vecchio da non poter immaginare di poter cambiare ancora un poco, crescere ancora un poco. Scusate. Fin qui uno può arrivare a dire: ok Gianni, più o meno sei stato convincente, la cosa è un po' dura, però mi ci metto. Non funziona così. Che volete? Uno non può toccare il proprio ego, agire sul proprio io da solo con le proprie risorse. Perché capite, sarebbe come chi ha i capelli, Sergio non lo può fare, tirarsi per i capelli per alzarsi. Stupido, vero? Quindi io uso l'io per cambiare il mio io. Ma che medico, cura te stesso, siamo dentro queste cose allucinanti, no? Ma e allora come possiamo fare? Wow! Sempre Gesù che ci chiede le cose, le fa e dopo ci mostra anche come farle. È un educatore formidabile. Ecco, qui c'è un titolino che io ho chiamato le riforma-occasioni oppure le converti occasioni, parola che ho coniato per rendere l'idea, ma adesso ve la spiego ed è molto ovvia, banale per certi versi. Noi possiamo cambiare nella misura in cui accogliamo da fuori di noi, non partendo dal nostro io, delle occasioni di cambiamento che la realtà, la vita ci offre. Dico la realtà perché finora chi è centrato su di sé è chiuso alla realtà, ma nel momento in cui apri le porte, ecco che la realtà ti offre. Dunque, che cosa succede? C'è un insegnamento di Gesù particolarissimo, per tanti anni non l'ho mai capito, a dire la verità, ma neanche gli apostoli subito lo capiscono. Sforzatevi di passare perché larga è la via che porta alla rovina. Sforzatevi di passare per la porta stretta. Che miseria. E vedo, ora chi è che si salva? Vai avanti. Tutto questo discorso dello stretto. Il cammello che passa per quella cruna di un lago e avanti.
Ma cos'è questa porta stretta? Le porte, anche nella nostra realtà, sono dei passaggi. La soglia, c'è un di qua e un di là, c'è un fuori e c'è un dentro. Attenzione che quando cominciamo a parlare di porta nel Vangelo, ci sono tante porte che vengono citate. La più importante è Gesù stesso che dice di sé: io sono la porta. Bene, che cos'è questa porta? E mi è piaciuta da morire, mi ha liberato una lettura e dopo qui ci ho riflettuto tanto su. Le porte sono delle occasioni, ecco che arriviamo a noi, delle occasioni che ci vengono date. Perché strette? Perché sono delle occasioni magari temporali limitate, o perché per lo più sono dure. La porta stretta della malattia, la porta stretta dell'incomprensione, la porta stretta della crisi. Una fraternità che pareva fosse il tuo universo si stringe talmente che sembra schiacciarti. C'eri perché stavi bene, adesso non ci stai più bene. Che fai? Il tuo ego ti dice molla e vattene. Siamo sempre lì dentro. No, sforzatevi. Poi è interessante, vedete che questo verbo che nella nostra traduzione è proprio reso con sforzatevi, e già questo la dice lunga, perché sforzarsi vuol dire che c'è una fatica, ma che nel greco di Gesù è combattete, lottate, combattete, un verbo ancora più forte. C'è una sorta di battaglia, di guerra che bisogna fare per entrare. Le porte strette, occasioni di vita che hanno il potere di ridimensionarci, di smagrire il nostro io obeso. Ma allora ci fanno bene. È vero che c'è uno sforzo, come un atleta fa lo sforzo dell'allenamento, ma per vincere. Sforzatevi di entrare per questa porta stretta. Quindi la cura di noi stessi passa attraverso l'esterno. Adesso capiamo bene di quali porte sto parlando. Parlo di occasioni, vero? Opportunità. Quelle che molto spesso noi etichettiamo come non occasioni, fallimenti, disgrazie. Non so, mi avevo citato l'altra volta, però la ricito, quella persona amica che tanti di voi conoscete, costretta in sedia a rotelle dalla sclerosi, vero? Che qualche mese fa arrivò a dirmi: guarda Gianni, se io devo scegliere fra essere sana ma essere diversa da quella che sono oggi, da quello che ho capito di Gesù e della fede oggi, scelgo la malattia, perché la malattia mi ha fatto diventare quella madre, quella moglie che sono oggi. Non è stato facile, una porta strettissima, capite? Porta stretta, sforzatevi. La porta stretta di Francesco, ne ha passate tante, però senz'altro la porta strettissima che gli ha fatto varcare la soglia del Vangelo è il lebbroso, l'incontro con i fratelli lebbrosi. Vedete, ci sono delle riforma occasioni, converti occasioni, che se noi li accogliamo, anche se ci umiliano, tenete presente questo verbo, hanno il potere di riplasmarci.
plasmare. Una bellissima immagine, mi pare, del profeta Geremia, in cui Dio gli dice: Geremia, scendi nella bottega del vasaio, guarda che cosa fa il vasaio. Prende l'argilla, comincia a lavorarla al tornio e la plasma, ma se non lo riesce bene, ancora la rimette mano e continua a plasmare, riplasmare ancora. Le mani di Dio. Dio agisce nel nostro ego, se noi glielo permettiamo, il nostro io profondo accoglie queste porte strette e volentieri le percorre. Ecco che in questa logica noi potremo arrivare anche ad immaginare che alcuni fallimenti siano una grazia, alcune disgrazie siano una grazia. La riforma occasioni, quindi sfruttare le occasioni, accogliere le occasioni. Perché? Diciamocelo subito, noi stiamo parlando sempre di persone che vivono in comunione con Gesù. Nulla può far davvero male a coloro che sono amati dal Signore. Sempre San Paolo questo. Dicevo che le porte strette sono strette anche per motivi temporali, perché sono delle occasioni, le occasioni come tali ci sono e poi cessano. Anche qui, il Vangelo di oggi, c'è un subito degli apostoli che rispondono, chi l'ha già visto un pochino durante la messa oggi. Temo il Signore che passa, diceva Agostino. Cosa voleva dire? Che ci sono delle occasioni privilegiate da cogliere in cui poter, attraverso questa porta, incontrare il volto del Signore, incontrare Gesù. Abbiamo già citato l'esperienza di ridimensionamento di Francesco d'Assisi che passa attraverso i lebbrosi. E adesso la completiamo, perché che cosa accade? La porta stretta era quella, però il Signore lo conduce. Aveva già fatto delle esperienze, abbiamo visto prima, di perdere la faccia, Francesco, e arriva lì dentro, va di qua. In quel momento ha varcato la soglia, la via del non ritorno, la soglia evangelica. Francesco diventerà sempre più Francesco e varcando quella soglia continuerà a varcarle lungo tutta la propria vita fino a essere portato a compimento dal Signore e a diventare immagine del suo figlio Gesù. Stimmate. Addirittura Francesco si accorge, attenzione, varcando questa porta stretta, che il suo modo di vivere precedente non solo era sbagliato, ma lo chiama con una parola che per i cristiani è fortissima. Quando vivevo nei peccati. Attenti, sappiamo bene che Francesco non era un porcone peccatore, era un uomo come tutti gli altri. Ma che cosa vuol dire vivevo nei peccati? Vivevo autocentrato. Vivevo preoccupato di me, io ero il centro dell'universo. Da questo punto in poi Francesco chiama questa impostazione di vita, questa postura, vivere nei peccati. E basta. Ma che cosa succede? Ad un certo punto, sempre nel Testamento, dice: stetti un poco e poi uscì dal secolo. Cosa vuol dire? Che si è fatto frate? Questo vuol dire, no? Uscire da questa realtà centrata su questo modo di pensare, di vivere, di progettare la vita, di esistere, di giudicare. Sono uscito, ma dicevamo prima, dalla porta esci
entri ed esci. Gesù dirà: attraverso di me che sono la porta potrete entrare e uscire. Ecco che mi piace davvero vedere questa affermazione di Francesco sullo sfondo di questa affermazione del Vangelo di Giovanni. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà. Ecco, c'è in ognuno di noi una pecora, perché questo discorso viene fatto delle pecore, che aspetta la voce di colui che libera veramente, che ci fa uscire, colui che è una porta e una via di uscita. Ma da che cosa? Dalle nostre gabbie, dalle nostre paure. Dio sa solo da quante cose noi vorremmo uscire. Queste occasioni porta che condizionano il nostro ego profondo. Attenzione però, se uno non rinnega se stesso, va bene, andiamo. Posso entrare in questa porta guardando avanti e posso entrare. Ciao a tutti, guarda cosa mi tocca perdere e avanti. Ok? Sempre il nostro amico Agostino diceva, sapeva che doveva varcare la porta della castità, vero? E chiedeva di poterla varcare, pregava il Signore, però diceva, però non proprio subito, un po' con calma, intanto ce la godiamo un pochino. Dammi la castità, ma non adesso, non subito. Allora, vedete, se noi varchiamo la porta, l'occasione, in questo modo, saremmo sempre cristiani che hanno rimpianto, quelli che ragionano, guarda, se non fossi cristiano sarebbe meglio. Ma se tu guardi avanti, guardi il volto di Gesù, guardi Gesù Cristo in alto a San Damiano, capisci che la vera vita è davanti e non hai problema a lasciare come spazzatura tutto quello che Gesù ti chiede di rinnegare. Visto che siamo francescani, vi avevo detto tenete in serbo il verbo umiliare, perché la quarta virtù che Francesco chiede nella preghiera davanti al crocifisso, anche se nelle fonti francescane da adesso è stata tolta, perché pare che non corrisponda, però vi dico tra virgolette, Gaia Bennesser afferma che c'è un unico manoscritto che cita l'umiltà perfetta ed è conservato a Venezia, nella biblioteca, non dei frati a Venezia, l'umiltà perfetta. Non importa che ci sia o non ci sia, Francesco ha fondato la sua fraternità sull'umiltà. Ecco allora, umiltà perfetta. Vuol dire, chiediamo il dono di essere umiliati. Signore, agisci con la tua grazia, snellisci, umilifica il mio io, fammi perdere la faccia. Perché questo è un'azione di misericordia di Dio. Che miseria! Bella misericordia. Sì, pensate che fino a poco tempo fa, ogni volta che pregavo il Magnificat, almeno una volta al giorno, i frati nei vespri, e arrivi lì, la tua misericordia cosa fa? Innalza gli umili, anzi sfama coloro che hanno fame, dai beni a coloro che sono nel bisogno e abbassa i superbi, toglie dai troni i potenti. La misericordia agisce così. Dall'altra parte tacca la giustizia e finalmente, insomma, voglio dire, questione di pazienza, arriverà sta mano del Signore che ti butta sotto. Ma se fosse un'azione misericordiosa, alzare ma anche abbassare. Guardate che ci sono dei salmi, 119, che dice: prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua promessa. L'umiliazione, la porta dell'umiliazione, fatta trovare la retta via. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari i tuoi decreti. Ma allora la misericordia di Dio agisce anche in questo restyling interiore
che è un lifting, chiamatelo come volete, che a un certo punto ci dà un nuovo printing. Basta, io mi fermo qui anche se le cose sono parecchie ancora. L'ultima, tanto per dire in positivo, è impossibile amare se non attraverso il rinnegamento, il morire. Ecco, il rinnegamento è anche morire nel Vangelo. È impossibile. Allora, ogni rinnegamento viene fatto a partire dall'amore e avendo come obiettivo un aumento di capacità di amare. Nessuno di voi può stare nel matrimonio se non impara a rinnegarsi. Nessuno di voi può essere un bravo papà, una brava mamma e amare se non impara a rinnegarsi, cioè dare la priorità all'altro, agli altri e a mettersi in ombra. Attente mamme, anche il troppo affetto, l'essere troppo presenti è un'espressione di un io obeso preoccupato. Come pure il menefreghismo dei padri, sia chiaro, sono talmente impegnati per sé che i figli, vabbè, che facciano la loro strada. Okay? È impossibile amare senza passare attraverso questa porta stretta del rinnegamento. Ecco la parte conclusiva è questa. Francesco, in una delle sue ammonizioni, dice che c'è una regola d'oro che in qualche modo approfondisce e cambia ciò che il Vangelo stesso chiede. Fai agli altri quello che vorresti gli altri facessero a te, dice la parola, vero? Francesco dice no. Perché se fai all'altro il bene come tu vuoi, parti dall'io. L'esempio banalissimo è questo. Se tu vai matto per il risotto per gli asparagi, che buono, e inviti a cena me, che amo la pasta alla carbonara, però il risotto e gli asparagi è in testa tutto quello che odio, non mi puoi imporre il risotto agli asparagi pensando che mi fai bene perché a te piace. Dite sta logica. No, tu mi fai la pasta alla carbonara perché sai che io vado matto per la pasta alla carbonara. Ecco, trasferite tutto questo. Imparare ad amare l'altro a partire dall'altro, non a partire da quello che tu pensi faccia bene all'altro. Così i mariti imparano ad amare la moglie non partendo da quello che i loro maschi pensano, ma da quello che sa che piace alla moglie e viceversa, e ai figli, è un po' dappertutto. La regola d'oro di Francesco è basata sulla realtà, la realtà di uno che ha scoperto l'altro, la verità dell'altro al di fuori di se stesso. Dove nasce Dio muore l'uomo? Ve la ricordate? Jean-Paul Sartre. Ora possiamo dire che in queste parole c'è una profondissima verità. Prima l'abbiamo rinnegata, non è vera, adesso diciamo è vera. Dove nasce Dio muore l'uomo, ma qual è l'uomo che muore? L'uomo dominato dall'io obeso, dall'io egoista, l'uomo egotico, l'uomo e la donna centrati su di sé. Ecco dunque che davanti a noi, ogni giorno, quotidianamente, in ogni istante si aprono a noi o la strada dell'affermazione individualista o la strada dell'affermazione evangelica di sé. Quale sceglieremo? Adesso molte altre cose, ripeto, ve le troverete, vi verranno consegnate una traccia di approfondimento e non prendete paura, perché tanto oggi comincerete a rispondere alla prima domanda. Tutte le altre verranno con calma in questo mese e mezzo di approfondimento con i suggerimenti che arrivano, insomma.
tanto per aiutarci, perché penso le tracce come anche un percorso da fare insieme in fraternità, e non intendo che un incontro di fraternità, bene, questa sera rispondiamo a tutte le domande, ma che una sera per ogni domanda ce n'è più che a sufficienza.